Inizio ringraziando di cuore il presidente dell'AIDLAS, Alessandro Garilli, la segretaria generale Valeria Filì e tutti i colleghi e le colleghe del direttivo che mi hanno dato questa preziosa opportunità di confrontarmi con un tema che è così attuale e sfidante. Ringrazio anche la Presidente e tutto il comitato organizzativo di questo convegno, ringrazio quindi Luisa Corazza, ringrazio per questa ospitalità così efficiente e così premurosa come abbiamo già avuto modo di assaggiare. Di che cosa parlerò? Di che cosa mi sono occupata per declinare questo contributo? Ma innanzitutto cercherò di chiarire l'ambito di indagine che ho prescelto e poi l'oggetto dell'indagine, il tentativo di ricostruire l'evoluzione tra quello che ho definito il mondo di ieri, recuperando il titolo di quel bellissimo libro di Stefan Zweig, e il mondo di oggi, dove tra ieri e oggi cosa c'è di diverso? C'è la pandemia. Secondo me è proprio la pandemia che ha voltato la pagina per portarci nel futuro, nel mondo di oggi. Ovviamente il mondo di oggi sarà il focus centrale del mio intervento. Lo sarà con questo metodo di ricerca che subito condivido. Ho diviso l'indagine in tre fasi che sono ovviamente diverse ma allo stesso tempo anche intrecciate. Innanzitutto una fase di descrizione, una fase in cui ho cercato, mi sono sforzata di mappare in verticale le fattispecie in cui emerge una destrutturazione del tempo e del luogo di lavoro e vedrete che sono fattispecie che hanno natura diversa. Una volta completata questa descrizione, ho cercato di fare un altro tipo di indagine, in orizzontale, un'indagine di verificazione, verificare come questa destrutturazione dei tempi e dei luoghi di lavoro agisce sullo svolgimento del rapporto di lavoro, sull'obbligazione del lavoro, cioè sul lato del datore e sul lato del lavoratore. Infine, non volevo arrivare lì, ma purtroppo ho dovuto arrivare lì, ho dovuto confrontarmi con la qualificazione. Ho dovuto, cioè, tirare le fila di questo puzzle che si stava delineando perché l'immagine emergeva già molto forte e chiara ed era un'immagine che chiedeva un discorso, una proposta di innovazione. Ecco, questa è la traccia del mio intervento. Allora, ambito di indagine. Di che cosa mi sono occupata? Tempo e luogo di lavoro. Questa strana coppia che noi abbiamo considerato per lungo tempo come una coppia separata, ma che non possiamo non fare a meno, seguendo la teoria della relatività di Einstein, di considerare come una coppia coordinata, il più possibile unitaria. Tempo e luogo viaggiano assieme. Viaggiano assieme e mi sono occupata di analizzare soprattutto le destrutturazioni, cioè quella dilatazione nello spazio e quella diversa combinazione del tempo. Quindi l'oggetto preciso della mia indagine è proprio questo, occuparmi delle destrutturazioni, quindi delle trasformazioni, delle condizioni di lavoro. In particolare, allora, io mi sono occupata della qualità del lavoro e me ne sono occupata, come ha già anticipato il Presidente, con un'ottica particolare, il rapporto individuale di lavoro. Quindi ho lasciato al collega Esposito l'ambito delle relazioni collettive, salvo una piccola incursione relativa ai contratti di prossimità, ma per il resto appunto mi sono tenuta alla larga dai profili collettivi. Mi occupo quindi delle dimensioni spazio-temporali dei lavori. Questo è un altro passaggio importante, dei lavori al plurale, quindi di una variegata realtà di lavori emergenti, di quei lavori che la recentissima direttiva dell'Unione Europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili definisce come lavori non standard e io ho adottato questa definizione. Mi occupo dei lavori non standard, cioè dei lavori strani, particolari, speciali, che presentano delle deviazioni,
che hanno delle caratteristiche particolari e me ne occupo sia con riguardo ai lavori che appartengono alla grande famiglia della subordinazione, sia ai lavori che appartengono alla famiglia dell'autonomia, con una consapevolezza. So che quando parlo di rapporti di lavoro non standard nell'ambito della subordinazione, il mio discorso porta soprattutto a un ragionamento basato sulla disciplina del rapporto di lavoro e in particolare mi chiederò se questi nuovi lavori sono ancora un'eccezione o possono diventare una regola, ma mi occupo anche dei lavori fuori della subordinazione e in questo caso quindi non posso schivare il tema cruciale, fondamentale, cioè la fattispecie e quindi cercare di capire se questi ragionamenti hanno delle ricadute sulla fattispecie lavoristica. Vi anticipo subito che due sono le fattispecie emblematiche di frontiera che rappresentano bene questi ragionamenti. Una, non a caso, è già stata menzionata varie volte col nome di smart working, ma noi la chiamiamo lavoro agile che è particolare perché? Perché è un lavoro subordinato, lo dice il legislatore, ma è un lavoro subordinato che viaggia verso l'autonomia. Quindi c'è una specie di ossimoro, perché cerchiamo di mettere autonomia dentro la subordinazione. Allo stesso modo non posso non occuparmi del nuovo arrivato, cioè delle collaborazioni organizzate. E qui abbiamo la questione opposta, abbiamo un lavoro autonomo che viaggia verso la subordinazione. Quindi queste due figure sono secondo me rappresentative dei cambiamenti e delle trasformazioni attuali. Di che cosa invece non mi sono occupata? È importante chiarire anche questo. Non mi sono occupata dei tempi e dei luoghi nel pubblico impiego. Non me ne sono occupata per una ragione che ha già anticipato il Presidente, perché in realtà le fonti sono diverse, si intrecciano piani di macro e micro organizzazione e quindi avrei dovuto fare delle considerazioni differenti nell'approcciare i temi diversi. Ma poi anche ho tenuto il conto del fatto che nel lavoro pubblico i tempi, i luoghi e anche i modi sono funzionalizzati all'erogazione di un servizio pubblico, quindi c'è un qualcosa che nel privato non c'entra, non c'è questa curvatura nel privato. Infine, ho tenuto conto del fatto che nel lavoro pubblico le flessibilità non standard non sono così amate, non sono così utilizzate. Ricordo l'articolo 36 del testo unico sul pubblico impiego, per cui sono eccezionali laddove necessarie, ovvero possono essere usate per il reclutamento dei lavoratori pubblici, ma dei pubblici non privatizzati. Insomma, non ho parlato del pubblico impiego perché sono consapevole che quando parliamo di tempo e di luogo di lavoro parliamo di un tema grandissimo, l'organizzazione aziendale. E qui appunto lo sguardo mi cade sul professor Persiani che ha detto cose importantissime su questo tema e io ritengo che il riferimento all'organizzazione nel pubblico e nel privato faccia una differenza forte che si ricollega a quella distinzione ontologica tra datore di lavoro pubblico e datore di lavoro privato. Non solo, ma bisogna tener conto anche che anche il legislatore, pur prevedendo delle regolamentazioni privatistiche, tratta in modo diverso questi due ambiti. Basti pensare alle ratio degli interventi sui lavori flessibili. Nel privato questi lavori flessibili sono sponsorizzati, agevolati, perché? Perché si vuole aumentare l'occupazione. Preoccupazione che fino al PNRR non c'era nel lavoro pubblico. Quindi, anche a seguito del bellissimo convegno palermitano di questo febbraio dedicato in onore al presidente Alessandro Garilli, mi sono convinta che le troppe specialità del lavoro pubblico su questi temi inducono a una trattazione concentrata solo sul lavoro privato. Poi non mi sono occupata, ma per altre ragioni, di un altro tema. Non mi sono occupata del tempo di non lavoro.
Qui devo premettere che sono consapevole del fatto che il tempo di lavoro inevitabilmente riflette sul tempo di non lavoro, è l'altra faccia della medaglia, non c'è dubbio. Lo riflette in senso positivo, nel senso che può servire un'indagine per vedere se si favoriscono le conciliazioni tra tempi di vita, tempi di lavoro e anche, come ci ha ricordato da ultimo Michele Tiraboschi nel suo bellissimo saggio, salute della persona che lavora. Incidono anche in senso negativo, nel senso che è ovvio che il tempo di lavoro incide poi sul tema della porosità tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, o anche i tempi vuoti, come li aveva battezzati a suo tempo Gragnoli. Non solo, ma sono anche consapevole che il tempo di non lavoro è un tema cruciale, fondamentale in questo momento, come dimostra il decreto 105 di attuazione della direttiva europea. È tutto importante, è tutto vero, però se così è, il tempo di non lavoro richiede una trattazione ad hoc, non può essere confuso con il filo del ragionamento che ho inteso fare io. Quindi direi che il tempo di non lavoro merita un incontro a sé stante. L'unico accenno che io ho fatto al tempo di non lavoro riguarda i tempi cosiddetti di disponibilità di non lavoro. Li ho guardati con riferimento sia all'oggetto del contratto di lavoro, e penso in particolare al contratto di lavoro intermittente, sia con riguardo a quelli che noi definiamo, sbagliando, tempi terzi, perché vedremo che non sono tempi terzi. Così come, scusatemi, non ho parlato delle questioni di genere, pur essendo consapevole che quando noi parliamo di tempo di lavoro, inevitabilmente stiamo trattando una materia che ha nel genere un aspetto molto importante. Invece io ho voluto fare un approccio molto più mirato e un approccio prevalentemente giuridico, anche qua nella consapevolezza che tuttavia il discorso interdisciplinare è molto fecondo. Allora, fatte tutte queste premesse, l'oggetto della mia indagine, il mondo di ieri e il mondo di oggi. Come fare a descrivere il mondo di ieri velocemente senza ripetere cose già dette? Innanzitutto chiarisco qual è il tempo del mondo di ieri, cioè qual è l'arco di riferimento del mio mondo di ieri. Ma direi che si può andare dalla fine dei cosiddetti 30 anni gloriosi fino agli all'attuale ventennio di anni furiosi, quindi 40 anni di riferimento. Come descrivere in poche battute 40 anni di riferimento? Beh, appoggiandosi all'AIDLAS che appunto ha già 60 anni di relazioni importanti alle spalle, e quindi ho scelto 4 parole chiave che mi aiutano a collegare ieri e oggi, e le parole chiave sono l'innovazione, ieri considerata molto più informatica, tecnologica, oggi più digitale, la flessibilità, che oggi addirittura può essere definita come fluidità, l'organizzazione che adesso è sempre più piatta nelle nuove forme di organizzazione, e la persona, la larga rilevanza della persona. Allora, 40 anni, 4 parole chiave e 4 relazioni che mi hanno aiutato a sintetizzare quello che volevo dire del passato. Le relazioni sono relative a 4 convegni AIDLAS, ricollegabili però in 2 periodi distinti. Un primo periodo, metà degli anni '80, e abbiamo dapprima la relazione del mio maestro, il professor Franco Carinci, che ha tenuto nel 1985 a Napoli sulla rivoluzione tecnologica. L'anno successivo la relazione del professor Raffaele De Luca Tannamaio, che ha tenuto a Genova sul tempo di lavoro. 2 relazioni che entrambe si sono occupate del profilo del rapporto individuale di lavoro. Poi, con un salto di 30 anni, ho preso in mano come riferimento la relazione del professor Domenico Garofalo del 2017, tenuta a Cassino, sulle trasformazioni organizzative. Appunto, questi discorsi già accennati dal Presidente sulle piattaforme mi sono stati utilissimi per non dover dire cose che erano già state anticipate con preveggenza allora.
Infine, la persona. La persona, e quindi la relazione è quella del professor Michele Tiraboschi, 2019, permettetemi di ricordarlo, nella mia Udine, in cui si è parlato di persona e lavoro. Quindi 40 anni, 4 parole chiave, 4 relazioni, per far che cosa? Per recuperare delle considerazioni che sono tuttora attuali, non solo, ma anche per ricordare alcune profezie che si sono avverate. E così arriviamo al mondo di oggi. Il mondo di oggi, permettetemi una breve battuta sul contesto di riferimento. Il contesto è sicuramente il contesto socio-economico di trasformazioni nell'organizzazione, specie a seguito della pandemia, di trasformazioni nel digitale, di un uso consapevole di artefatti che avevamo nelle nostre tasche e che non sapevamo di avere, come utilizzarli. Guardate quello che abbiamo fatto noi professori imparando a insegnare a distanza. Ma a questi cambiamenti, a queste trasformazioni si sono aggiunte anche delle crisi impreviste, imprevedibili, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, al punto che questa nuova fase è già definita di permacrisi, di crisi permanente. Passiamo da una crisi all'altra prima di finire la precedente. E poi ricordiamo la globalizzazione che viene da lontano, ma adesso ha forme diverse di riglobalizzazione, di ripensamento delle catene del valore, di una ricerca di un nuovo ordine globale, magari con paesi amici. E poi appunto, come vi dicevo, l'accelerazione del digitale, che ha spesso questa caratteristica di una risonanza del digitale che risuona dappertutto. E infine, proprio in questi giorni dobbiamo ricordare la crisi ambientale, dobbiamo ricordare appunto quello che sta succedendo in Emilia-Romagna, dobbiamo ricordare i modelli che abbiamo imparato a usare, che possono essere utili anche per affrontare problemi di tipo ecologico. Penso in particolare anche qui al lavoro agile, e penso in particolare alle cose che ci ha detto Luisa nella sua introduzione, l'importanza del lavoro agile nelle aree interne, e anche noi come Friuli Venezia Giulia abbiamo fatto un piccolo progetto su questa possibilità. Infine, ultimo ma per me primo, delle trasformazioni, la trasformazione demografica. Il fatto che stiamo vivendo anche nell'ambiente, nel mondo di lavoro, un autunno, se non inverno, demografico, e che sempre più troviamo nuove identità al lavoro, nuove identità più giovani con una diversa cultura, nuove identità più anziane con diverse esigenze rispetto al lavoratore standard medio adulto. Insomma, non c'è dubbio che il contesto è diventato più complesso. E qui provengo dall'Università di Udine, che ha avuto come rettore Alberto Felice De Toni, il massimo studioso della complessità dal suo punto di vista ingegneristico, attuale sindaco di Udine, che ci ha insegnato che cosa? Che ci ha insegnato che l'innovazione nasce dalla periferia, quindi è perfetto parlare a Campobasso di queste tematiche così nuove in un contesto così difficile, vulnerabile, ma è lì che si possono sperimentare cose nuove, perché è lì che si fronteggiano in prima linea le difficoltà. Ma il contesto per noi non è solo socio-economico, è anche giuridico, e qui, se vogliamo limitarci agli ultimi 20 anni, dobbiamo prendere atto che ci sono state ben 4 ondate di riforme. Brevemente: 2003 legge Biagi, 2012 riforma Fornero, 2015 Jobs Act, e poi io la quarta la colloco nel 2022, perché per me nel 2022, con l'attuazione delle direttive europee del 2019, con i decreti gemelli 104 e 105 sulla trasparenza e prevedibilità, sulla cura e i caregivers, secondo me stiamo assistendo a una nuova importante ondata di trasformazioni. Cosa c'è di nuovo? Ma ricordando Giugni, non c'è dubbio che continuiamo con la progressiva stratificazione alluvionale del diritto del lavoro nostrano. Casomai la novità è che aumenta sempre più i flussi di influenza dell'Unione Europea, ma quello che preme rilevare
per il discorso che farò tra poco è che il nostro legislatore sembra diventare sempre più allergico alle qualificazioni, sempre più preoccupato della sola distribuzione di tutele, e questa è una novità che non può non avere riflessi sulla qualificazione. Allora, cominciamo con il metodo della ricerca. Descrizione. Come vi ho anticipato, mi sono occupata della mappatura delle fattispecie destrutturate, cioè i cosiddetti lavori non standard, per lo più fattispecie di subordinazione, tenendo presente che in parte sono veri e propri contratti di lavoro e troviamo quei contratti speciali che già eravamo abituati a conoscere, il lavoro a domicilio, l'apprendistato, e poi troviamo tutta quella serie variegata e variopinta di contratti a disciplina speciale, sottotipi, flessibili, atipici, eccetera. Il part-time, il telelavoro, le piattaforme digitali, il lavoro intermittente, con una puntata anche nel metaverso per vedere che cosa può succedere anche lì. Ma non ci sono solo questi contratti nuovi, ma ho esaminato anche delle modalità diverse di lavorare, modalità diverse rispetto allo standard, diverse vuoi per effetto del potere direttivo, e penso alla trasferta, diverse vuoi per effetto di accordi fra le parti, e penso al trasfertismo e al lavoro agile. Che cosa deduco da tutta questa mappatura? Non c'è dubbio, aumenta la specializzazione disciplinare. Non c'è dubbio, c'è un surplus di intervento del legislatore, e la cartina tornasole perfetta di questo cambiamento è data proprio dal decreto legislativo 104, dalla nuova normativa sugli obblighi di informazione. Perché lo considero emblematico il cambiamento tra prima e dopo? Perché nel vecchio decreto 152 del 1997 di attuazione della direttiva del 91, quindi anni 90, l'obbligo di informazione era previsto solo nei confronti del lavoro standard, solo nei confronti con pochi riferimenti alle tipologie flessibili, e soprattutto non era previsto alcun obbligo di informazione nel caso dei lavori parasubordinati, nonostante già conoscessimo questi tipi di lavori. Oggi 2022, tutto cambia perché il legislatore si preoccupa di prevedere degli obblighi di informazione non solo per i datori nei confronti delle tipologie non standard, ma addirittura anche per i committenti nei confronti dei lavori parasubordinati, i COCO-CO, i COCO-ORG, il nuovo lavoro occasionale, gli ex voucher, seppur con un filtro di compatibilità. Ma quello che emerge è una sorta di emancipazione dalla fattispecie. Si guardano le tutele necessarie per la persona che lavora, indipendentemente dall'appartenenza a un'area all'altra. Non mi soffermo sull'analisi di questi contratti, di queste modalità diverse, rinvio quindi alla relazione, solo poche battute sui risultati. Che cosa ho dedotto dalla prima fase di descrizione? Ma che volendo dare un'immagine di quello che sta succedendo, direi che i lavori destrutturati per tempo e luogo, i lavori non standard, possono essere visti come una specie di caleidoscopio, di possibilità di frammenti di rapporti di lavoro con qualche diversità. Però alcuni elementi comuni ci sono. Gli elementi comuni sono che dall'analisi deriva sicuramente un restringimento, un appannamento del potere disciplinare. Di fatto, potenzialmente potrebbe essere usato, però guardando la realtà fattuale non c'è dubbio che scolora il potere direttivo. Scusate, volevo dire direttivo, non disciplinare, scusate. Quindi c'è un affievolimento del potere direttivo. Ora, ogni volta che si crea un vuoto, qualcuno lo riempie, ed ecco che viene riempito dal potere organizzativo. Quindi c'è nel contempo l'allargamento di un potere che ha altre caratteristiche, che è concentrato sull'integrazione funzionale. Infine, altro elemento importante che emerge da questa descrizione dei tipi è che si valorizza
piano piano, ma sempre più, l'utilità, addirittura il rendimento. Insomma, possiamo dire che, e qualcuno l'ha detto, cito Allais in un ultimo suo saggio, andiamo verso una sorta di autonomizzazione del lavoro subordinato. L'emblema è ancora il lavoro agile, in cui, dice sempre Allais, i lavoratori sono subordinati per legge, lo dice il legislatore testualmente, ma di fatto, guardando al contratto, sono autonomi. Quindi sono una specie di centauro, ricordano una figura mitologica con un corpo metà uomo, metà cavallo, in questo caso metà autonomia, metà subordinazione. Ma tutto questo, tutta questa nuova fenomenologia del lavoro, è ovvio che contrasta con la regolazione, e cito la rubrica del titolo secondo del libro quinto del nostro Codice Civile, con la regolamentazione del lavoro nell'impresa, che è ancora oggi ancorata a una visione topografica della protezione, resa alle dipendenze e sotto la direzione dell'unico datore di lavoro, fisicamente all'interno dell'impresa. Questa rimane la caratteristica tipica e costante di quasi 80 anni del nostro lavoro subordinato. È ovvio che se c'è questo disallineamento, distorsione, sorge qualche domanda sulla tenuta della fattispecie tipica, sorge qualche domanda sulla possibilità di riconfigurazione, della dilatazione dell'ambito di disciplina occupato dalla nostra materia. Quindi, insomma, già la prima fase di indagine, la descrizione, mi ha portato a pormi delle domande che conducono alla terza fase, cioè quella della qualificazione. Allo stesso risultato sono arrivata con la seconda fase, quella della verificazione. Ho già anticipato che intendo per verificazione la verifica del riflesso dei lavori non standard, dei lavori destrutturati, sulle nuove modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, di adempimento del lavoro. Queste ricadute si hanno su tutti i segmenti e si hanno, diciamo, con caratteristiche diverse guardandole dal lato del datore e del lavoratore. Io anticipo la riflessione cui sono aggiunta con questa fase di verificazione, la riflessione è che, grazie. La riflessione è che emerge senza dubbio una diversa torsione delle contrapposte obbligazioni contrattuali. Quindi cambiano entrambe le obbligazioni contrattuali. Sul lato del datore che cosa cambia? Sul lato del datore emergono nuovi limiti ai poteri del datore, nuovi limiti che quindi inducono ad un riposizionamento dei poteri datoriali. E lo vedremo, lo possiamo vedere sugli obblighi di informazione, sui lavoratori mobili, sui tempi terzi di formazione, di disponibilità, di sicurezza. E sul lato del lavoratore, anche qui cambia. Anche qui cambia, il cambiamento ha un suo prezzo, anche qui abbiamo una diversa connotazione degli obblighi classici, spesso con un'accentuazione, spesso con una sorta di missione di dosi di autonomia nella subordinazione, in particolare per quanto riguarda l'aumento della responsabilità del lavoratore. Abbiamo sentito parlare prima nei saluti, maggior fiducia, maggior responsabilità, sì. È una collaborazione che deve diventare sempre più attiva, con un coinvolgimento, se non una partecipazione del lavoratore. Insomma, sembra quasi che le energie lavorative non siano più l'oggetto di quell'obbligazione di mezzi, ma siano un oggetto di un'attività in cui contano anche i risultati specifici e misurabili, in cui conta anche il valore dell'azienda. Insomma, se ne deduce, traendo le conclusioni, che la subordinazione tipica, classica, risulta attenuata, cambiata, modificata. Diciamo che su entrambi i versanti, versante del datore e versante del lavoratore, il ruolo, il cambiamento più importante lo ha portato anche qua il decreto 104, il decreto trasparenza. In particolare, guardando al lato del datore, guardando alle novità
del momento, mi sento di segnalare come cambiano gli obblighi di informazione. Non c'è dubbio, aumentano i contenuti rispetto al passato, quindi rispetto alla precedente disciplina aumentano i contenuti non tanto per quanto riguarda il luogo, perché il luogo cambia, diciamo così, per quanto riguarda la predeterminazione iniziale, si tiene conto del fatto che il lavoratore può scegliere liberamente, cambia laddove il lavoro sia prestato all'estero e quindi ulteriori informazioni, ma che quello che cambia veramente è la disciplina del tempo. E qui il legislatore introduce una nuova distinzione. Una nuova distinzione, dice, tra organizzazioni prevedibili. Chiariamoci, in realtà quando il legislatore della 104 parla di organizzazioni, fa riferimento a organizzazioni del lavoro. Quindi quello che conta per catalogare una certa organizzazione nell'ambito della prevedibilità o dell'imprevedibilità è il profilo temporale, la sua centralità. Allora, se l'organizzazione del lavoro, dell'orario di lavoro è prevedibile, ecco, il datore dovrà comunicare alcune cose, la programmazione dell'orario di lavoro normale, dovrà comunicare le condizioni per il lavoro straordinario, le condizioni per il cambio di turni, ma non illudiamoci troppo, qui non c'è una grossa novità, nel senso che teniamo presente che comunque se il lavoro è normale, full time, rimane sempre in capo al datore quel potere che conosceva già, quel potere dello ius variandi temporale. Quindi non c'è un avvicinamento alla disciplina del part-time, rimane questa differenza tra tempo pieno e tempo parziale. Diversa è la questione quando consideriamo le organizzazioni dell'orario di lavoro imprevedibili. Qui abbiamo due tipi di obblighi di tipo informativo e obblighi che portano invece ad una prevenzione, ad una serie di obblighi cosiddetti sostanziali, di una prevedibilità minima del lavoro. Qual è l'importanza, senza entrare nel dettaglio di questa regolamentazione? L'importanza è la scelta che ha fatto il legislatore comunitario. Qui il legislatore poteva considerare i lavori imprevedibili come dei lavori da vietare, quindi come dei lavori intollerabili che non si possono sopportare. Poteva quindi vietare l'imprevedibilità. Invece si limita a vincolarla, cioè l'idea che ha il legislatore comunitario che meglio un lavoro purché sia che non la disoccupazione, e quindi purché sia cercando piuttosto di renderlo meno imprevedibile. Quindi la direzione di marcia è: laddove l'organizzazione dell'orario di lavoro è imprevedibile, cerchiamo di renderla meno imprevedibile, e se non lo è, diamo al lavoratore la possibilità di rifiutare. Quindi il lavoratore di fronte a un'organizzazione del lavoro che fuoriesce dalle fasce di riferimento, dalle ore, dalle giornate concordate, che non presenta il preavviso congruo, ragionevole per la chiamata al lavoro, ecco, in questo caso potrà rifiutare, articolo 9 del decreto 104, senza alcun pregiudizio anche di natura disciplinare. Non mi soffermo ulteriormente su questa dettagliata e complicata disciplina che poi intreccia varie fonti, perché poi si incrociano il decreto 152 riscritto con il decreto 104, con anche la direttiva, perché alcune cose sono scritte solo da certe parti e non da altre. Ma quello che mi preme rilevare ai fini del ragionamento è che sicuramente il potere direttivo viene ridimensionato. Sicuramente ci sono nuovi obblighi sostanziali che sono funzionali a aumentare la prevedibilità, a tutelare il contraente più debole, quello che ha una asimmetria informativa. Ma è importantissimo anche un altro aspetto del nuovo decreto 104 e degli obblighi di informazione. Aumenta l'ambito. Già ho accennato,
Ora rientrano nell'ambito degli obblighi, sono obbligati non solo i datori che hanno dei lavoratori subordinati normali, a tempo pieno, indeterminato, abbastanza usuali, a termine e a part-time, ma anche addirittura sono citati espressamente anche i lavoratori somministrati e i lavoratori intermittenti. Non solo, ma sono obbligati anche i committenti, come vi dicevo. Quindi anche le coorg, le famose coorg dell'articolo 2,1 del decreto legislativo 81 del 2015, le COCOCO dell'articolo 409 del codice di procedura civile e appunto gli ex voucher. Resta fuori, ed è questo un elemento importante, resta fuori soltanto il lavoro autonomo genuino. E rimangono fuori anche i lavori minimali, diciamo così, sotto soglia, a meno che questi lavori piccoli sotto soglia siano imprevedibili. Allora rientrano nel campo di applicazione. Quindi si combatte l'imprevedibilità e la si combatte a 360 gradi nei confronti di tutti i datori e committenti, lasciando fuori solo il lavoro davvero genuinamente autonomo. Cambiano poi i tempi dell'informazione, più ravvicinati, bene. Cambiano i modi della comunicazione e qui si è scatenata la bagarre. È su questo punto che si è discusso, che c'è stata una levata di scudi da parte degli imprenditori e anche dei consulenti del lavoro, su quel presunto, sulla cancellazione del rinvio ai contratti collettivi. E su questo è intervenuto il recente decreto lavoro, quello famoso del 1° maggio, il numero 48 del 2023, con l'intenzione di prevedere una semplificazione, ma non nei contenuti degli obblighi, non nell'ambito di applicazione, ma solo nelle modalità di comunicazione. Se poi sia davvero una semplificazione lo vedremo, perché vedremo se al di là dello slogan davvero sarà una semplificazione per i datori pubblicare i contratti aziendali e i contratti di prossimità. Molto interessante è il tema dei tempi terzi, quei tempi frattempi, quei tempi intermedi di non lavoro con risposta alla chiamata. Molto interessante perché, ricordiamolo, la normativa sull'orario di lavoro, la direttiva del 2003 e il decreto legislativo 66 prevede una logica binaria. Il tempo è orario di lavoro oppure è tempo di riposo. Non c'è una terza possibilità, o sia da una parte o dall'altra. Ma come vi dicevo, emergono però dei tempi che sono terzi, che stanno lì un po' da una parte e un po' dall'altra. Ecco, ve l'ho portato perché sul punto c'è una significativa evoluzione verso una direzione unitaria, che è quello dell'aumento del tempo di lavoro. Cioè, rispetto a questi tempi ibridi c'è un significativo incremento dei tentativi di condurlo all'orario di lavoro. Chi è che guida le danze? Lo guida la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ha iniziato nel 2000 con la famosa sentenza Simac, grosso modo, a grandi linee, distingueva tra disponibilità riconducibile all'orario di lavoro e reperibilità riconducibile al riposo. Poi però si è accorta che le cose sono molto più complicate, molto più complesse, che non conta soltanto il luogo, non conta dove sei, ma conta l'intensità del vincolo datoriale, l'intensità di incidere sul tuo tempo di non lavoro. Ecco, alla fine di questo ragionamento della Corte, che si chiude, io salto i vari passaggi, ma si chiude nel 2021, c'è l'ultimo passaggio, la Corte individua una serie di doppio binario, per cui se noi ci troviamo in una situazione in cui il tempo terzo è vincolato nello spazio, non c'è dubbio, quasi automaticamente, salvo poche eccezioni, quello è orario di lavoro. Ma allo stesso tempo la novità è che orario di lavoro anche quando c'è una reperibilità con una effettiva compressione del godimento del tempo libero. Quindi laddove il riposo non è adeguato, è tempo di lavoro. Ecco, io vi ho portato questa evoluzione della
Corte di Giustizia europea, che poi è stata anche, diciamo così, presa a modello di riferimento dal decreto 104, perché laddove il decreto 104 parla di tempo non programmabile, fa riferimento alla non programmabilità del tempo libero. Dicevo che questo ragionamento è importante perché può avere delle ricadute, può costituire una chiave di lettura preziosa per risolvere alcune problematiche del lavoro agile. Stessi discorsi si possono fare, ecco, un altro tempo molto interessante è quello di disponibilità. Anche qua abbiamo un tempo di non lavoro, un tempo quindi in cui il lavoratore è in attesa, ma qui non c'è l'opzione orario di lavoro o tempo di riposo, ma addirittura c'è un'opzione di una possibile ricaduta sull'oggetto dentro o fuori del contratto di lavoro. In particolare il confronto lo si può fare guardando al cosiddetto contratto di lavoro intermittente, in cui appunto lo stare a disposizione, la disponibilità rientra proprio nell'oggetto del contratto di lavoro. E l'altro termine di paragone può essere fatto dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato, in cui l'oggetto non è la disponibilità ma è la prestazione, ma si deduce la disponibilità dal pagamento dell'indennità nel caso in cui remuneri l'obbligo di risposta. Perché ho fatto riferimento a questi ragionamenti? Perché in realtà vediamo che in entrambi i contratti, intermittente e somministrazione, c'è una distinzione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro. Però le regole sono differenti. Le regole sono differenti, in particolare l'intermittente è quello che tratta peggio il tempo di non lavoro, nel senso che non lo considera un'area, una zona del lavoro subordinato, bensì del diritto speciale oppure addirittura del diritto comune. Insomma, facendola corta, possiamo trovarci di fronte a situazioni paradossali. Ad esempio, il lavoratore a chiamata, quindi intermittente, senza obbligo di risposta, non è disoccupato, quindi non percepisce l'indennità di disoccupazione. Se invece abbiamo un disoccupato che viene reimpiegato con un contratto di lavoro intermittente, questo mantiene nei periodi di attesa l'indennità di disoccupazione, così come la mantiene quando la retribuzione è al di sotto dei minimi della no tax area. Insomma, vedete che anche dentro la subordinazione ci sono delle difficoltà, delle necessarie forzature dello statuto protettivo dello stesso lavoratore subordinato. Ultimo cenno al lato datore, all'obbligo di sicurezza, anche qua per ribadire che in tema di sicurezza, anche qui, non è tanto problematico il luogo in cui si lavora, nonostante tutte le discussioni sul lavoro agile, quale luogo sia vietato, quale luogo sia ammesso. Non è lì il grosso problema è il tempo al di fuori dell'unità produttiva. Il problema riguarda sia il tempo prevedibile che non prevedibile. E qui si apre la querela sulla quale appunto chiudo subito perché altrimenti mi dilungherei troppo, che è quella della disconnessione. Sul lato del lavoratore accenno solo una cosa, l'importanza della rivisitazione dei doveri del lavoratore, in particolare della diligenza. Non c'è dubbio, se passiamo in rassegna le ultime sentenze in tema di diligenza, vediamo che la diligenza viene ricalcata, quell'obbligo di responsabilità, quell'attenzione al profilo soggettivo della prestazione, quel far riferimento alla capacità del lavoratore di individuare da solo i modi più efficaci e più efficienti del suo lavoro per raggiungere il risultato affidato, anche se non ci sono direttive del datore. Quindi vediamo che emerge un parametro che a noi un po' preoccupa, che è quello del rendimento, cioè del rapporto tra risultato e ore di lavoro, e preoccupa soprattutto perché sappiamo che all'orizzonte c'è il problema dello scarso rendimento, ma qui teniamo sempre presente che lo scarso rendimento è conseguenza di una negligenza, di un inadempimento, e quindi non confondiamo i piani diversi. Ecco,
Vado al bilancio della verificazione. Che cosa posso portarvi come bilancio? Beh, come vi dicevo all'inizio, cambiano i profili, c'è un aumento dei limiti ai poteri del datore, c'è un ricalcare gli obblighi per il lavoratore. Poi, come vi ho detto raccontando queste piccole cose, anche se lo spazio, il luogo sembra la grande novità perché ha perso la sua fissità tradizionale, quindi ci sembra quella la vera rivoluzione, in realtà la vera rivoluzione è sempre il tempo di lavoro in uno spazio variabile. Quindi il problema è sempre quello su cui è nato il nostro diritto del lavoro, l'orario di lavoro. Anche qua ritrovo quella tendenza che già vi ho segnalato, cioè ad un rafforzamento del potere organizzativo a scapito di un ridimensionamento del potere direttivo. E questo avviene anche nell'ambito della stessa subordinazione. Guardando la mappatura di tutto quanto descritto sinora, potrebbe anche venire un altro dubbio, che appunto questi lavori non standard siano talmente tanti, vaghi, vari e variegati, che non siano più un'eccezione, una specialità, ma stiano diventando una nuova regola, così come stiamo imparando nell'ambito del licenziamento che la regola potrebbe non essere più la tutela reale, ma potrebbe essere appunto la tutela obbligatoria. Insomma, c'è anche qua un terremoto di questo tipo? Non lo so. In ogni caso, però, c'è sicuramente un progressivo, inesorabile avvicinamento tra le fattispecie tipiche di subordinazione e di autonomia. E dove si avvicinano? Si avvicinano sulla parasubordinazione, è lì che può sorgere il ponte sullo stretto, è lì che le due fattispecie madri possono viaggiare l'una nella direzione dell'altra. Sarà uno scontro? Sarà un incontro? Non lo so. Questo è il dilemma che mi porta alla ultima fase conclusiva della mia relazione. Qui vado velocemente. Allora, vado velocemente perché mi sono appoggiata ai grandi maestri, quindi sono salita sulle spalle dei grandi maestri sperando di non essere troppo pesante e ho cercato di mappare qual è il bivio che abbiamo di fronte. Qual è il bivio? Il bivio è che potremmo anche dire che regge la distinzione tra autonomia e subordinazione. Regge nonostante queste trasformazioni, solo che allora dovremmo interpretarla in modo diverso, quindi dovremmo fare un'operazione di manutenzione della sua interpretazione. Oppure potremmo dire in modo più forte e anche sostenuto da una larga parte della dottrina, specie a seguito dell'emersione della nuova tipologia delle collaborazioni organizzate, potremmo dire che questa evoluzione va ripensata. Vuoi recuperando suggestioni del passato, ad esempio mi piace ricordare D'Antona proprio in questo periodo in cui ricorrono i 24 anni dal suo assassinio, ripensata nella logica allora dei cerchi concentrici, oppure la nuova versione diversa, ma che un po' la riecheggia, proposta da Perulli e Treu nel 2022, quella della tecnica matrice. Quello che è certo è che non siamo di fronte alla fine del diritto del lavoro, mentre invece stiamo lavorando per spingere verso una universalizzazione. D'altra parte, lo dice il nostro articolo 35 della Costituzione, che d'altra parte non è nient'altro, come mi ha suggerito il professor Tosi, un recupero di quanto scritto nell'articolo 2060 del Codice Civile. Quindi, a questo punto, qual è l'esito finale di questo lungo percorso e di questo lavoro faticoso di studio della copiosa e anche fantasiosa dottrina che ho consultato? Ma da un lato direi che c'è una detipizzazione della fattispecie, lo ha già anticipato il Presidente, il Professor Pessi. In particolare segnalo l'apprendistato professionalizzante è certamente il contratto speciale per eccellenza, quindi il più tipico tra i contratti.
Ecco, bene, questo oggi si rivela tra i più refrattari ad ogni disarticolazione. La sua funzione formativa, che è quella che fa la differenza, è un'attività che va svolta in presenza e a tempo pieno. Dall'altro lato, che ragionamento posso dedurre? Posso dedurre, io credo che non ci sia un tertium genus, che permanga la logica binaria, solo che se la rileggo capovolgendo la logica della fattispecie effetti, leggo invece effetti fattispecie, se la leggo in questo modo forse il confine può essere spostato più avanti, può essere spostato tra il lavoro etero-organizzato e auto-organizzato, così come mi ha suggerito il decreto 104 del 2022 e tutte le conclusioni che vi ho, e tutte le rassegne che vi ho passato in rassegna. In conclusione, quali proposte e ricadute pratiche potrebbe avere una lettura diversa di questo nuovo confine? Ma potrebbero esserci delle ricadute sia interne che esterne al rapporto di lavoro. Ad esempio, all'interno potremmo ritenere ingiustificato il fatto che non si contano i collaboratori assunti con collaborazioni organizzate, non si contano i lavoratori non standard, si contano solo in parte, in proporzione, pro quota, oppure non si contano per niente se sono assunti in quali fattispecie svantaggiate da agevolare sul mercato del lavoro. Quindi de iure condendo, la mia chiave di lettura suggerirebbe un calcolo diverso per teste, per intero, per persone, dando appunto cittadinanza per intero a questi lavoratori. E poi in modo più grande, con una visione di sistema, si potrebbe metter mano, come da tempo suggerisce anche il professor Persiani, a una manutenzione straordinaria del diritto previdenziale e si potrebbe agire in primis sul fronte delle pensioni, visto che è sempre di grandissima attualità e è un tema che sconta fortemente il problema della frammentazione, della discontinuità retributiva, del pluralismo previdenziale. E poi si potrebbe, altro tema che riconduco ai suggerimenti del professor Tiraboschi, si potrebbe tener conto che anche i lavoratori etero-organizzati, quei lavoratori che stanno ai margini, hanno problemi di salute nel lavoro, anche se sono discontinui, anche se sono intermittenti. Quindi c'è un problema culturale, c'è un problema che le trasformazioni ci chiedono di ripensare il concetto di presenza al lavoro, il concetto di lavoro, non solo produttivo ma anche non produttivo, il concetto di salute, di ripensare che il mercato non è più quello del tempo di lavoro, ma sono i nuovi mercati transizionali del lavoro. Insomma, è tempo di chiudere lo spazio dedicato alla mia relazione. Probabilmente con alcune più domande che risposte convincenti, ma sono corsa dietro, così come fa la dottrina da 40 anni, a un diritto del lavoro che arranca perennemente all'inseguimento di una realtà tecnologica che corre sempre più veloce. Ma l'ho fatto con la soddisfazione di aver potuto porre queste domande e condividerle con voi, aggiungendo un augurio, specie al folto gruppo di giovani qui presenti nell'aula magna, l'augurio di realizzare al meglio l'armonia delle dimensioni spazio-temporali del vostro binomio vita e lavoro. Grazie.